Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Legnago e Calciolecco si affrontano in terra veneta per il recupero della 21esima giornata di Serie C Girone A. I veneti vogliono tornare a vincere, un successo che manca per la squadra di Mister Serena da metà dicembre. Da allora solo sconfitte e un pareggio. Il Lecco vuole dare continuità alla bella vittoria sulla Triestina di sabato scorso al Riga Monticeppi. Mister De Paola deve fare a meno però di diversi giocatori. Si aggiunge anche Zambataro ai già infortunati Lungo De Genti, Galli e Tordini. Lecco che gioca con una inedita miss, maglia verde e pantaloncini blu, ma è comunque la formazione ospite a farsi vedere per prima. 2 minuti e mezzo, scende sulla destra, annesta la conclusione direttamente, una sorta di tiro cross tra i guantoni di Enzo, portiere del Legnago. Quarto minuto, calcio di punizione. Buric fa le prove generali su questo calcio piazzato alto sopra la porta di Pissardo. Sulla destra il colpo di testa di Lollo, si gioca ancora il 23 del Legnago centralmente da Buric che tocca tutti i palloni più importanti, poi il colpo di testa dall'altra parte c'è Sgarbi, la conclusione con il destro arriva direttamente sui piedi di Buric che realizza, ma al di là della linea difensiva del Lecco, e viene annullata la rete dell'attaccante del Legnago. Lo rivediamo sul guizzo di Sgarbi, la palla arriva direttamente sui piedi di Buric che controlla con il destro e di sinistro fulmina Pissardo, ma quando era già al di là della linea Iabre riconquista un buon pallone, lo sradica dai piedi di Kraja e poi la conclusione di Buric, onnipresente, mette in grande difficoltà la retaguardia del Lecco nel primo tempo. La conclusione che non va lontana dal palo alla sinistra di Pissardo. Lecco qui pasticcia con Merli, sale, attenzione a Contini che si invola, Pissardo compie un autentico miracolo sradicando dai piedi del numero 18 la palla. 38esimo, calcio di punizione. Buric, splendida la battuta del 29 del Legnago che porta i suoi in vantaggio, palla a mezza altezza, può soltanto sfiorarla Pissardo e non riesce a pararlo. Rivediamo il tiro di Buric, molto forte, angolato a mezza altezza. Migliore in campo per distacco nel primo tempo Nicola Buric, che trova il gol e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa Paulinho, calcio di punizione, va sul secondo palo, non ci arriva per un soffio il difensore Gasparetto, liberissimo di saltare nel cuore dell'area. Un Lecco che cerca di svegliarsi al 54esimo con i cambi voluti da De Paola, va dritto in porta Giudici. Qui è attento Enzo che non può essere sorpreso però con questo tiro troppo centrale. Il Lecco trova la spinta dai cambi, Zeliak, lancio di 50 metri, splendido per la corsa di Giudici che va a destra, Giudici prende alle spalle Ricciardi che lo stende, rigore netto, non ha dubbi il direttore di gara. Cherchi che fischia così il penalty al 70esimo per il Lecco. Dal dischetto Simone Ganz, glaciale Ganz realizza il gol del pari, 1-1. Il Lecco ci crede, si spegne un po' il Legnago. I cambi Buso, Giudici, Lora danno sicuramente la spinta che il Lecco di De Paola cercava nella ripresa. Ganz realizza il secondo gol consecutivo dopo quello di sabato, mette a zittire un po' qui il pubblico.
che probabilmente lo ha beccato. Capoferri, entra anche lui dentro il pallone, colpo di testa, poi prova a girarsi Nepi, anche lui è entrato dalla panchina per Kraja, la botta centrale, respinta, poi Giudici dentro. Si salva la difesa del Legnago. Qui bravissimo Enzo a non farsi sorprendere sulla conclusione di Kraja. Nepi è entrato per uno spento Buliko Petrovic quest'oggi. Il velo di Giudici per Zeliak che crossa stupendamente per il taglio di Simone Ganz, che va a realizzare un gol bellissimo ed è il 2-1. Il Lecco completa la rimonta al minuto 88. Simone Ganz, doppietta personale per lui, gol che regalerà i 3 punti alla squadra bluceleste. Ma grande nell'azione sia il cross di Zeliak che mette lo zampino in tutte e 2 le reti, così come Giudici che fa un velo strepitoso. E Lecco dalla destra ribalta la partita con pieno merito, però, perché gli ultimi 20 minuti della squadra di De Paula sono di grande cuore, se non di qualità. Ci prova in qualche modo la reazione al 95esimo del Legnago, che però è stanco, anche il primo caldo comincia a farsi sentire. Alle 14:30 di martedì Lecco vince 2-1, seconda vittoria consecutiva per la squadra di De Paula. Il Legnago deve ancora rimandare l'appuntamento con il successo.